e ti benediciamo. O Padre del cielo che reggi l'universo, splendi nelle stelle, brilli con noi, ti lodiamo e ti benediciamo. O Spirito Santo, amor dell'universo, luce delle genti e vita d'ogni uomo, noi ti lodiamo e ti benediciamo. O Figlio di Dio che salvi l'universo, regni sulle genti e vivi ogni uomo, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci ha convocati per arricchirci del suo amore e per farci partecipi della sua vita, della sua amicizia. Ci disponiamo ad accogliere questi doni, riconoscendo le nostre colpe e affidandoci alla sua misericordia. Confesso a Dio impotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa. E supplico la Beata Santa Vergine, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare. Dio Onnipotente abbia misericordia, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo. Dio Padre, Signore, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli le nostre suppliche. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo continuo e paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra.
poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. A Dio, al Dio e Padre nostro, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese a parlare con parabole ai capi di sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile ad un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò,
mandò le sue truppe, fece uccidere questi assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocigli delle strade e tutti quelli che trovate chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Parola del Signore. L'Evangelista San Matteo ci ha raccontato in queste ultime domeniche tra le più belle parabole di Gesù, come tema il regno di Dio qui su questa terra e in proiezione del paradiso. Oggi abbiamo ascoltato questa che è una tra le più conosciute, dell'invito del re rivolto ad alcuni invitati all'inizio per le nozze di suo figlio e poi, visto il loro rifiuto, un invito rivolto a tutti, poveri, ricchi, buoni, cattivi, e poi questo suo ingresso nella sala del pranzo, vede questo uomo che era senza l'abito nuziale, gli chiede il perché, lo rimprovera e poi lo manda fuori, escludendolo dalle nozze, dalla festa di nozze. Ecco, ieri sera, lì nella parrocchia di Racchiuso, di fronte a 30-40 bambini, il coro che ha cantato benissimo, che abbiamo iniziato ufficialmente il catechismo ieri sera, ho voluto dire ai ragazzi e agli adulti, e lo faccio anche con voi, come sentite, perché lo ritengo buono questo pensiero, ho voluto parlare, dire loro quale potrebbe essere il significato di quella veste nuziale, di cui era privo quell'invitato. Le interpretazioni sono tanti, evidenti, però a me piace una, e non soltanto a me, ecco, so che piace a tanti, cioè vedere, pensare quella veste nuziale come simbolo della misericordia di Dio. Sappiamo che le parabole non sono raccontini per addormentare gli uditori, ma dei racconti per insegnare. Gesù le ha volute così. Ora, ecco, quella veste nuziale ha un suo significato, perché non si parla di un abito da sera da usare, ecco, per andare chissà a quale festa. E allora, ecco, ci chiediamo giustamente che significato ha, che valore quella veste nuziale che tutti indossavano in quel momento, tranne quell'invitato. Ecco, fra le tante interpretazioni, ecco, a me piace appunto questa. Vedere nella veste nuziale la misericordia di Dio, di cui essere sempre rivestiti. Il nostro amico padre Hermes ha usato anche una frase: il paradiso non è il luogo dei santi, è un luogo di peccatori salvati.
diventati santi. La misericordia di Dio, che togliendoci appunto i nostri peccati, ci permette di vivere la nostra fede non soltanto esteriormente con pratiche, canti, se volete, tutto aiuta evidentemente, ma come un continuo rapporto di amicizia con il Signore. Questa è la fede. Se la misericordia del Signore ci toglie i peccati che purtroppo commettiamo, ecco, questa grazia ci permette di vivere un rapporto di amicizia, di intimità con il nostro Signore. Un rapporto, una veste, allora, stando appunto a questa interpretazione, che tante volte noi roviniamo, sporchiamo con i nostri peccati, ma però sempre una veste che viene rifatta, che viene rigenerata, appunto dall'amore di Dio, dal perdono di Dio, che otteniamo con la confessione, ma anche con tanti altri modi e espressioni di pentimento, come abbiamo fatto anche all'inizio della messa. Fratelli e sorelle, prima di celebrare la messa, confessiamo i nostri peccati. Ecco, questo vivere in grazia di Dio, nonostante i nostri sbagli, nonostante i nostri peccati, ci permette di vivere la nostra fede come un rapporto di amicizia con il Signore. Ecco, trovandomi ieri di fronte a tanti ragazzi, ho detto: cari ragazzi, vi ricordo un giovane santo che la Chiesa ha celebrato giovedì scorso, il beato Carlo Acutis, morto per una leucemia fulminante a soli 15 anni. È stato in quei suoi anni un genio del computer, ma soprattutto era diventato un grande amico di Gesù, che l'ha reso santo a soli 15 anni. La persona, come avviene in tutte le cause di beatificazione e santificazione, che aveva curato appunto il processo di santificazione di Carlo Acutis, ricorda che Carlo aveva scoperto un grande amico, che era Gesù. E questo per lui fu un grande tesoro che volle condividere con tutti i suoi amici, compagni, e perciò si fece apostolo. Cari ragazzi, il catechismo di questi prossimi mesi vi aiuti a conoscere sempre più Gesù, per vivere con Lui una bella amicizia che vi farà sempre felici. Ma ora, come appunto ieri sera, vorrei rivolgermi, appunto sto rivolgendomi non a dei ragazzi come ieri appunto, ma anche a persone adulte. Allora, con questo secondo pensiero mi sono rivolto ai giovani, e siccome sono pochi quelli che vengono a messa, ecco, ho scritto questo pensiero in una nuova letterina, come faccio ogni 3-4 mesi, a quei 20 giovani dai 18 ai 30 anni, ma anche a noi adulti, me compreso. Questa misericordia di Dio che ci fa suoi amici ci rende anche apostoli dell'amore. Apostoli dell'amore in questo mondo che è dilaniato dall'odio, dalle guerre, dal versamento innocente di sangue di tanti bambini uccisi, dilaniati, decapitati anche su tanti fronti di battaglia.
L'amicizia con Dio fa apostoli di amore. Come ieri queste forti parole, non di Papa Francesco, perché il suo apostolato è questo di predicare l'amore, ma di uno che è riconosciuto come uno dei più grandi scienziati degli ultimi decenni, Einstein, quello che ha scoperto non la bomba atomica, la forza atomica, che è diverso, che è usata anche nei nostri giorni per scopi benefici, in tanti casi, ma che purtroppo la cattiveria dell'uomo ha utilizzato per inventare le bombe atomiche, gettate al termine della guerra su Hiroshima e Nagasaki, e che permette purtroppo ai nostri potenti di allestire degli depositi paurosissimi atomici. No. Einstein non ha voluto questo. In una lettera scritta alla sua figlia, Liesel ha detto: quando ho proposto la teoria della relatività, pochissime persone mi hanno capito. E quello che ti svelerò adesso, lo stesso, provocherà incomprensioni e pregiudizi. Per favore, conserva questa lettera per tutto il tempo necessario, anni o decenni, finché la società non sarà pronta a capire questa verità. Solo allora la svelerai al mondo. Quale verità? C'è una forza tremenda che la scienza non è ancora stata in grado di spiegare. Questa forza controlla tutti i fenomeni naturali dell'universo. Questa forza universale è l'amore. Non è Papa Francesco che lo dice, è questo grandissimo scienziato. Studiando la teoria dell'universo, gli scienziati hanno dimenticato questa immensa forza invisibile. L'amore è luce, l'amore è un'attrazione perché fa avvicinare le persone, l'amore è la forza perché moltiplica tutto ciò che è buono in noi. Questa è l'unica forza che dà all'umanità la possibilità di non affogare in un egoismo cieco. Viviamo e moriamo per l'amore. L'amore è Dio e Dio è amore. Ripeto, non è Papa Francesco che lo dice, è un laico, uno dei più grandi scienziati del mondo. Ecco perché vediamo quello che vediamo nel mondo. È il grande augurio, appunto, di un grande scienziato. La vera fede in Dio, il Dio dell'amore, quello che è stato annunciato da Gesù di Nazareth, non sminuisce la libertà dell'uomo, ma lo rende vero artefice di concordia, di perdono, di amore in questo nostro mondo dilaniato da tanto odio. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente. Dio da Dio, luce da luce, Dio vera, generale, per me, per noi, per la nostra salute. Sopportaci Cristo, muori il terzo giorno risuscitato,
salito al cielo, siete e vivo. Credo per voi. E aspetta. Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la parola del Signore, eleviamo a Lui la nostra preghiera dicendo assieme: Padre di misericordia, ascoltaci. Per la Chiesa, sia testimone nel mondo di gratitudine verso Dio e i Suoi doni, e sia maestra tra gli uomini e consolare i più piccoli. Per il nostro mondo devastato da tanti conflitti, si rivesti in tutti la luce della speranza a cui attingere forza per aprire nuove vie di riconciliazione e di pace tra i popoli. Preghiamo. Per le sorelle e i fratelli consacrati, siano colmati delle divine e con lesione di santa risvegliano in tutti i cristiani il desiderio della preghiera. Preghiamo. Per la nostra comunità eucaristica, con San Paolo impari ad affidarsi a Dio che in Cristo Gesù ci dà forza e colma ogni nostro bisogno, secondo la sua ricchezza e magnificenza. Preghiamo. Padre, che hai ascoltato queste nostre preghiere, ti chiediamo di esaudirle, tu che vivi con il Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. A te, Signor, leviamo. Benedetto sei tu, di vita eterna. Benedetto. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Potente. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, fa che questo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Ecco questa Santa Messa, ricordando le anime del Purgatorio secondo l'intenzione dell'offerente, ma vogliamo ricordare anche Pia, di cui appunto mi è stato detto, la Grimat,
se ne va un'altra colonna dell'antichità di Porcius, anzi una delle prime testimoni delle apparizioni mariane, ovvero che conservava. La ricordiamo al Signore, come vogliamo ricordare in questo momento anche altre persone del nostro paese che hanno bisogno delle nostre preghiere, che sono in ospedale. Ecco, che il Signore aiuti e protegga e benedica. Padre veramente santo, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostra, avere tanta salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui i cieli e la terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio. I cieli e la terra sono pieni della gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo del Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito, di Pia, di tutte le anime del purgatorio. Mettili tutti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti, che in tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Allah Akbar, che significa Dio è grande. Così tanti kamikaze, terroristi, hanno trovato in Dio la forza di uccidere, di far violenza, di distruggere. Ma non è questo il Dio che Gesù ci ha insegnato, no. È l'Abba, che significa babbo, papi, papà. E lo è di tutti gli uomini, di tutte le nazioni, di tutte le culture, di tutte le lingue. Ecco, a questo Abba rivolgiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, perché insegni le strade dell'amore, le strade della concordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, dai tuoi mali, da tutti gli odi, da tutte le guerre, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Assieme, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità, per noi, per le nostre famiglie, per il mondo intero, invochiamo pace, bene e salute. Agnello di Dio che toglie i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati, abbi pietà. Agnello, dona a noi la pace. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sorregni, ma di soltanto.
alla pagina 156. Resta con noi, Signor, la sera. Resta con noi, Signore, la sera. E porteremo lungo le strade. Resta con noi. Domenica prossima la Santa Messa sarà celebrata alle 10:30. Non si può fare 2 messe perché c'è 50 anni di matrimonio di Giuliana e Gianni Casarsa. Sono di casa anche, quindi 50 anni e allora non è il caso di fare messa alle 9. Allora facciamo alle 10:30, chi può viene, chi non può pazienza. E così ci uniamo per una festa. Ecco, è bello anche non soltanto ricordare, facciamo tante condoglianze anche ai fratelli e ai parenti tutti della defunta Grimaz Pia. Però quando c'è anche la gioia è giusto sentirsi uniti nel dolore e nella gioia. Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti alla piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus in Firmorum. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci degli tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dei tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comodità. Donaci la tua filiale confidenza e valore del Padre, sì da poter dire sempre come te,
Si compia in noi, o Signore, la tua santa volontà. E così sia. E per i meriti l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Una croce tu ponesti sulla mano d'una bimba che fu oggetto del tuo amore. Buona domenica, buona settimana.